ragazzi, qui Malia di Donato dal diario di un viaggiatore eterico, un viaggio nel mondo delle cosiddette forze eteriche, energie sottili e delle pratiche del settore. Un collega mi fa notare di recente la necessità di testare per vedere se il libro, il video, il percorso, eccetera, ti fanno bene oppure sono da evitare, senza essere paranoici, ma sono molto d'accordo. Nella mia disciplina insegno ad esempio a misurare ciò che è l'etere per indagare nella natura attraverso una serie di parametri. Tante volte i libri contengono le impronte eteriche di chi li ha scritti, della loro volontà, possono persino contenere frammenti stessi della loro energia, possono persino collegare a cose un po' distorte, simbolismi, forme pensiero, bacini di energia. Alcuni sono veri vampiri. Ad esempio, diversi anni fa un operatore appena conosciuto, lui faceva massaggio, noi gli spiegammo cosa facevamo, si illuminò e ci disse: "Ah, guardate, ho queste cose, dategli un'occhiata, è tipo quello che fate voi." Io, ma è una preghiera, che cacchio c'entra con quello che faccio io? Ma non c'entra proprio niente. Ah, vabbè, una bella preghiera, dici: "Ah, reclamo questo, riprendo questo, lascio andare quest'altro", tutto in positivo, tutto bello. Vabbè, beh, e che sono solo parole, eh. Cioè, è la tua volontà che le fa funzionare. Da sole non funzionano, ragazzi. Comunque, poi alla fine diceva di dichiarare tutto questo in nome di, e c'erano 3 nomi angelici. E lì, antennina che si è alzata, ha detto: ferma tutto. Vado a testare questi 3 nomi. Chi c'è dietro veramente? Primo nome, bello, bello, bella energia, bel campo. Secondo nome, bello, bella energia, bel campo. Terzo nome, mamma mia, cos'è sta schifezza infinita? Cioè, ti toglie, ti risucchia, ti proprio... Cioè, Dio santo, che è sta nefandezza? Insomma, io non mi ricordo che nome fosse, ok? Ricordo solo che siamo andati a cercarlo, Wikipedia, non è che ci voglia poi tanto. Le informazioni al giorno d'oggi sono accessibili, gente. Insomma, lo cerchi su Wikipedia e ti viene fuori che secondo la tradizione tal dei tali è l'entità che, cos'è che era? Tipo l'entità che ti tiene in gabbia, insomma, il secondino della gabbia, della prigione di questa realtà, che non ti permette di uscire da questa realtà. E là, perché dovrei invocare questa entità, scusa? È un vampiro. Io non so se è un'entità reale o se è solo una forma pensiero alimentata nel tempo, ma in entrambi i casi la sua energia dice... Cioè, capite il punto? Cioè, tu reciti una serie di parole, di preghiere e poi chiedi a 3 entità di fartela funzionare. Questa è la meccanica che c'è dietro. La prima sembra che ti dia, la seconda sembra che ti dia e la terza si mangia tutto. Che senso ha? Questa è la differenza fra avere studiato e imparare a misurare. Se impari a misurare, lascia sta tutto, sgammi da te quello che funziona e quello che non funziona. Poi, chiaro, come ho detto all'inizio, bisogna stare un po' in bolla. Questi test funzionano a patto che l'operatore sia centrato. Se l'operatore è squilibrato, non funziona niente, testerà le proprie illusioni. Se l'operatore è rigido, non funziona niente, testerà soltanto le proprie idee riflesse. Piru piru. Cioè, capite un po' qual è il punto della questione? Siamo noi lo strumento primario, la disciplina interiore, l'aspetto della centratura, dell'onestà con se stessi, del far risuonare la forza di verità nel core. Quello è tutto. Però la maggior parte delle persone teme la forza di verità, perché gli mostra quello che non vuol vedere di se stessa e ne ha paura. Può essere sconvolgente, ma è una crisi, è uno shock molto sano che ti permette di cambiare le cose e risanarti, in termini iniziatici quantomeno. Questo è un po' il punto. Ve ne potrei raccontare altre, ad esempio c'è un gruppo di canalizzatori americani
che ultimamente sta diffondendo dei messaggi un po' terroristici in internet. C'è proprio la JPEG, il file immagine, ti dice: vedi questo simbolo? È bellissimo, ti dà, ti dà, ti dà. Vedi, con altre parole, vedi quest'altro simbolo, molto noto, molto conosciuto? Ecco, è chiamato anche, noi lo chiamiamo il simbolo della morte infinita. Ti annienta, ti cancella, ti toglie via tutto. Ah, è un simbolo molto famoso. Ok, testiamo i due simboli. Il primo simbolo che loro dicono essere molto bello, sì, ok, carino. Il secondo simbolo che è molto famoso e loro dicono essere nefando, effettivamente, vabbè, a schifezza. Vabbè, però quando testi i simboli non dare per scontato che siano tutti uguali. Metto da parte il loro, ricerca su internet, Pinterest, ok, un motore qualunque, digito il nome di quel simbolo, me ne escono fuori una ventina, tutti diversi ma molto simili gli uni agli altri, o anche identici ma provenienti da fonti diverse, senza la scritta questo è il simbolo della morte infinita. Lo testi e non ci trovi nulla. Alcuni sono carini, altri sono sporchetti, altri sono puliti, altri sono vuoti. Sono simili ma diversi. Scoprirai che sono tutti simili, ma alcuni sono sporchi, altri sono puliti. Alcuni sono svuotati, altri ti danno. Altri sono delle nefandezze. Come mai? Capite il punto? Quanto le forme pensiero, cioè il mentale che proietta e programma, influenza i test. Perché se tu mi scrivi che questo simbolo della morte infinita, io cosa testerò? Testerò la natura di quel simbolo oppure testerò quello che tu hai creato proiettandoci sopra il tuo mentale? Capite qual è il problema? E più un operatore ha fatto i compiti per casa, più è in grado di influenzare gli altri, perché effettivamente creerà quell'effetto. Ma se poi vado a resettare il mentale proiettato su quel simbolo, i tuoi effetti svaniscono e io ne testo la sua natura. E là dico, ma è diverso, ma non è quello che si racconta. Puntini, puntini, puntini. Per questo imparare a misurare e poi imparare a ragionare, mettere tutto in dubbio, mettere tutto in dubbio. Studia un percorso, amalo, mettilo in dubbio, smantellalo, completa, cerca un altro percorso. Questo ti fa crescere. Puntini, puntini, puntini. Buon tutto, ragazzi.